Se cambia il clima nei confronti di politico, nei confronti di Berlusconi, potrebbe persino darsi che arrivi qualche risposta a quelle rogatorie. E in America questo processo è molto seguito, perché riguarda anche ciò che fanno le leggi di Hollywood. Ecco perché anche in America si è parlato molto della sentenza Mills. Ma soprattutto le società estere servivano per dare soldi a Previti e agli altri avvocati della Fininvest che si compravano i giudici. Previti riceveva i soldi in Svizzera, una parte se li teneva, una parte li girava sui conti o addirittura in contanti al giudice scrutante o al giudice mentre quello che fa la sentenza, che erano i loro votatori, preleva dalle tasche dei Benedetti il gruppo Mondadori e il gruppo segna al gruppo Berlusconi. Voi in questi giorni vi state rendendo conto di che cosa se ne fa Berlusconi del gruppo Mondadori, di chi credete che sia chi, di chi credete che sia Panorama, di chi credete che sia il giornale, di chi credete che sia tutta questa costellazione di giornali che intervistano, controintervistano, demoliscono, sputtanano, eccetera, eccetera. È una grande orchestra della disinformazione che fa capo o per la proprietà o per la pubblicità del gruppo Mondadori, che non potrebbe appartenere a Berlusconi, perché è stata rubata 20 anni fa con una sentenza comprata, e questo lo dice la condanna definitiva di Previti del giudice. Capite adesso anche perché non l'hanno mai restituita la Mondadori, che ti serve per questa ragione. Ecco perché questo processo Mills è un po' la summa, come dicevo prima, perché ti spiega tutto quello che è successo prima. È un po' come quando uno commette un delitto, ammazza una persona e poi si accorge di aver lasciato un testimone, ce ne hanno visto. E allora deve eliminare quel testimone. E mentre sotterra il testimone, c'è uno che lo vede, dice cazzo, mi tocca ammazzare anche il testimone che mi ha visto sotterrare il testimone che mi aveva visto ammazzare il primo. E vai avanti all'infinito a eliminare il testimone e ogni volta ne lasci sempre di nuovi che potrebbero ricattarti e che quindi devi eliminare. Se Mills parla e dice la verità, processo Guardia di Finanza, Berlusconi invece di essere assolto per insufficienza di prove viene condannato. Perché? Perché glielo spiega Mills ai giudici, perché Berlusconi aveva personalmente interesse a che i finanzieri chiudessero le entrare gli occhi ogni volta che facevano una verifica fiscale in azienda. Ecco, Berlusconi l'altro giorno ha detto mi hanno mandato l'autorizzo di garanzia a Napoli nel 94 e poi sono stato assolto con formula piena. Tanto non è vero perché non sono assolto per insufficienza di prove, ma abbiamo capito dalla sentenza Mills perché l'hanno assolto per insufficienza di prove, perché il testimone chiave e era comprato. Se parlava Mills, Berlusconi veniva condannato. E se veniva condannato, veniva in galera, perché la pena era 3 anni e mezzo, superiore addirittura alla possibilità dell'affidamento dei servizi sociali, poi non c'era ancora arrivata la stella e quindi non c'era più tutto. Quindi il processo Mills è la chiave per capire tutto di questo pericolo, per capire naturalmente. Dato che ha fatto il giro del mondo, Cavaliere è molto preoccupato. Perché? Perché questa leggenda dell'imprenditore in gamba che poi si dà alla politica crolla. Il giudizio sulla sua attività politica lasciamo da parte, ma anche il giudizio dell'imprenditore in gamba va a farsi venire, perché senza comprarsi i politici della Mammì, comprarsi i giudici della Mondadori, occupare la reale proprietà di Tele5 e di Tele2, Berlusconi sarebbe stato raso al suolo già negli anni 80. Quindi sopravvissuto e diventato il padrone d'Italia illegalmente, violando tutte le regole possibili e immaginabili, altro che bravura. A me certo se uno viola 20 volte il codice penale, tutte le leggi che si è fatto fare lui oltretutto, e viene anche scambiato per bravo, a casa mia che viola la legge del delinquente non è bravo. E per questo il caso Mills lo creò. Tutta la stampa ne parla e c'è il rischio che qualcuno al G8 si alza e gli faccia qualche domanda. Dico la più semplice: scusi, ma com'è che hanno condannato quello che è stato corrotto da lei? Perché lei che l'ha corrotto non è stato condannato e fa il Presidente del Consiglio. Che è curioso tra l'altro, no? Cioè, Berlusconi potrebbe fare incazzato per la sentenza Mills
pure sostenuto. Ma è lasciato qua, a reggere il Mocro, sputtanato a livello mondiale. Come diceva l'avvocato Fica, i tempi da Gettopi, i protagonisti da Gettopi sono due. La corruzione si fa in due, non esiste la corruzione singola, non esiste l'umanismo corruttivo. Il sesso da solo nell'ambito della corruzione non si può fare. Se non c'è uno che paga, l'altro che piglia, la corruzione non scatta. Infatti l'avvocato Fica diceva che i protagonisti da Gettopi sono Gustavo Dando e Guglielmo Prendendolo. Gustavo Dando da solo non integra la corruzione, Guglielmo Prendendolo hanno condannato Guglielmo Prendendolo. Gustavo Dando poteva fare il Presidente del Consiglio, ma se non c'era Gustavo Dando l'altro non abbiamo per niente, non poteva per niente. Questa è la cosa divertente. A destra continuano a dire non è possibile. Hanno condannato il corrotto che fa il Presidente del Consiglio e fa pure l'incazzato. Ci va in carcere più c'ero la Madonna, ti può capitare solo in Italia e ti condannano il corruttore e il corrotto no. Io infatti volevo fondare un comitato delle vittime di Berlusconi, perché ormai c'è un esercito di poveri sfigati costretti a violare la legge per fare un favore a lui. Poi loro si pigliano ammazzati e lui c'è. Lui è già andato via. Pensate a Denuti, condannato a 9 anni per mafia in primo grado. Nella motivazione c'è scritto Denuti era arrestato per 30 anni a Cerniera in collegamento fra Cosa Nostra e Berlusconi. Denuti 9 anni, Berlusconi quando non c'è stato. Pensate Preti mica se n'è tenuta al modo dove se la fosse tenuta, che ci valeva la pena, no? Ma manco Preti gli ha fregato la mondadora di Benedetti, l'ha passata a Berlusconi, condannato, espulso dal Parlamento e Berlusconi prescrizione. Attenuanti generiche. Ma sarà incazzato Preti? Pensate che Sciascia era quello che pagava le tangenti e i finanzieri una volta che entrava in un'azienda. È condannato per corruzione e Berlusconi insufficienza di prove. Come se Sciascia si autotassasse dal suo stipendio per trovare soldi per la finanziaria. Non si sa chi gli abbia dato i soldi. L'avvocato Berruti, quando venga Sciascia e Paolo Berlusconi va a farsi arrestare per evitare che gli arrestino il fratello che è Presidente del Consiglio, dopo che è stato annullato il decreto Biondi, l'avvocato Berruti si occupa di depistare le indagini sulla Guardia di Finanza e viene condannato per favoreggiamento. Quindi ha favoreggiato Berlusconi e poi Berlusconi è stato sotto. Quindi Berlusconi non aveva nemmeno bisogno del favoreggiamento. Quello l'ha favoreggiato ignorando che Berlusconi era innocente. E se per caso da condanna, perché ha portato in Parlamento anche lui come Sciascia, come Denuti, eccetera, però c'è da essere pensato. Uno fa un favoreggiamento a un altro e l'altro è innocente. Ma com'è possibile? Il favoreggiamento si fa nei confronti di un colpevole, non nei confronti di un innocente. Pensate alla stupidità umana. Favoreggiano anche gli innocenti alla fine, insomma non si sa mai, non favoreggio. Ci sono cose dell'altro mondo, bisognerebbe fare questo plano, solidarietà alle vittime di Berlusconi. Però questa volta si è saputo, le altre sono rimaste nascoste, questa volta si è saputo. E quindi naturalmente lui ha raccontato, ma questo funziona solo in Italia, che se lo ridono quando sentono dire che i giudici sono tutti comunisti, anche perché un po' dice che ben 980 giudici si sono occupati di lui. Pensate, i magistrati in Italia sono 9.000 scarsi. 1 su 10 si sarebbe occupato di Berlusconi. Immaginate se è possibile. Immaginate quanti soldi i tribunali e le procure avrebbero dovuto occuparsi per un decimo di Berlusconi. Tutti i magistrati che lui ha incontrato sulla sua strada in questi 15 anni erano regolarmente comunisti e prevenuti. Sarà possibile una cosa del genere? Qualcuno può essere, ma tutti. L'ultima è la Gattus. E la Gattus però non è da sola, la Gattus era insieme ad altre due, quindi era lui in minoranza nel collegio, sugli altri non hanno detto niente. Forse perché uno dei due è uno di comunione e liberazione. Ed è quello che